chiudendo in bellezza una gestione che mi sembra, con un po' di modestia, definire molto, molto buona e positiva, perché le tre mostre non sono tre spot così, sono un qualcosa di collegato lungo tutto un percorso che si chiama politica culturale della regione del Veneto. Ora si chiude con tre mostre, beh, questo è anche un dato eclatante. La cosa più bella però non è che ce ne siano tre contemporaneamente, che ci sia questa ricchezza. La cosa bella è che sono tre mostre fortemente legate al territorio, che procedono lungo un percorso culturale che ci deve far gioire, perché scatenano un dibattito. C'è un libro in più, si scrive un'argomentazione nuova quando si parla di Cima a 50 anni dall'ultima mostra, quando c'è Giorgione nella sua città Castelfranco e Jacopo qui nella sua Bassano, beh, insomma, ci sono anche decine e decine di incontri culturali che fanno per davvero la ricchezza di una regione. Qualche volta capita, ma mi sembra davvero di poter dire che da parte della Regione c'è stata una programmazione culturale, un disegno unitario. E, lasciatemelo dire, lungimirante ancora. Se nel corso di poche settimane, queste ultime, mi sono trovato a inaugurare tre grandi mostre, legate tra loro da solide motivazioni sia storiche che artistiche e culturali, e ogni volta l'iniziativa in questione ha visto accanto alla Regione il convinto coinvolgimento dei comuni, così a Castelfranco per Giorgione, a Ponegliano pochi giorni fa per Cima e oggi a Bassano per il grandissimo Jacopo. Permettetemi una breve divagazione, niente affatto fuori tema. Tutte e tre queste mostre sono il frutto di una politica culturale che si fa autorevole e credibile nel suo essere attenta a richieste o ad attese presenti e attive nelle diverse realtà locali, dove però l'interesse locale sa coniugarsi perfettamente con gli interessi più generali. Tutta qui l'enorme differenza che separa il locale dal localismo, dato che quest'ultimo perde sempre di vista gli interessi più generali, e questo perché non sa guardare al di là del proprio dito, oppure perché ignora, per esempio, che Jacopo Bassano appartiene a una comune storia artistica e culturale che va ben oltre la Venezia del Cinquecento, essendo Jacopo chiaramente molto ben informato su quello che accade in Pietura sia a nord che a sud di Venezia.